Da quando 3 settimane fa Robetti rimase ferito per salvare un bambino che stava per essere investito da una carrozza, De Rossi, Garrone e io facciamo i turni per insegnargli ciò che ogni giorno impariamo a scuola. E ieri sera era il mio turno. Guarda, facciamo un esempio. Questo angolo è uguale a questo, giusto? Quindi la risposta è... Ah, ho capito, la risposta è 120 gradi. Esatto, stai andando benissimo, Robetti, stai imparando più velocemente di me. Grazie, Enrico, tutto per merito tuo e degli altri. Ma il maestro Perboni sta andando avanti molto in fretta. Ho visto che avete studiato tante cose nuove. Chissà se riuscirò a raggiungere il vostro livello. Non devi preoccuparti di questo. Comunque per oggi abbiamo finito. Bene. Come vorrei tornare presto a scuola. Non mi piace stare in ospedale, sai, mi annoio. Devi avere ancora un po' di pazienza. In classe tutti aspettano con ansia il tuo ritorno. Davvero? Ah, Robetti, che cosa fai? Niente, sto solo cercando di camminare un po'. E con l'aiuto di queste, naturalmente. Stai attento, Robetti! Non preoccuparti, mi fa molto bene fare un po' di esercizio. I medici sono d'accordo. Ma... Sai, è necessario per tornare presto a scuola. Ah, Enrico, guardami adesso. Cammino abbastanza bene ora, non è vero? Sì, stai andando molto bene, cammini benissimo. Ma ti prego, Robetti, stai attento. Ciao, caro. Ciao, mamma. Tesoro, il dottore ha detto che è ancora troppo presto per camminare. Non preoccuparti, riesco a camminare benissimo. Non sei d'accordo, Enrico? È vero, anche io ne sono rimasto sorpreso, signora. Ascolta, mamma, voglio tornare a scuola la prossima settimana. Oh, caro, prima però dovremo sentire il parere del dottore. Ma io sono sicuro che il dottore ci dirà di sì. E poi gliel'ho già chiesto, ha già detto di sì. A patto, ovviamente, che in classe io stia seduto. Davvero? E tu, Enrico, cosa ne pensi? Io sono arci contento. Voglio che lui guarisca in fretta e torni presto fra noi. Si è fatto tardi, devo tornare a casa. Caro Enrico, non so davvero come ringraziare te e i tuoi amici per tutto quello che state facendo per il mio bambino. Signora, non si preoccupi, noi lo facciamo volentieri. Arrivederci. Arrivederci, Enrico. Enrico, volevo dirti grazie. Grazie per essere rimasto fino a tardi, anche se hai compiti da fare. Non ti preoccupare, ce la farò. Ciao, Robetti. Ciao, Enrico. Avevo detto a Robetti che sicuramente ce l'avrei fatta a finire i miei compiti, ma il maestro Perboni ce ne aveva dati davvero tanti. Studiai fino a tardi per rifarmi del tempo perduto. Avevo finito i compiti di matematica e di copiatura, ma per l'indomani dovevo ancora studiare la lezione di storia. Ciao, cara. Scusa il ritardo, ma ho dovuto rielaborare una notizia importante per l'agenzia esteri. Lavori molto in questo periodo? Ho visto la luce accesa in camera di Enrico. È ancora alzato? Sì,
Ha detto che aveva molti compiti. Ed è corso in camera sua non appena finito di cenare. Ah, quanti compiti. Mi sembra che il maestro Perboni esageri con i compiti a casa. Forse sono troppo pesanti per i ragazzi. Credo che si sia fermato da qualche parte prima di tornare a casa. Era già buio quando è rientrato. Quel ragazzo non è molto saggio. Dovrebbe venire direttamente a casa, soprattutto quando ha molto da studiare, non credi, cara? Già, speriamo che riesca a finire tutto in tempo. L'ultimo compito che dovevo fare era una composizione. È la materia che preferivo. Enrico! Enrico! Non dovresti restare alzato ancora per molto. È tardi, capisci? Sì, mamma, ho quasi finito. Buongiorno piccolino, come va? Ciao Nino, ma dov'è Enrico? Non so, era seduto alla sua scrivania, sembrava che dormisse. Silvia, vai a vedere. Subito. Enrico? Enrico? Che stai facendo? Sbrigati o farai tardi a scuola. Vedi? È già mattina. Ti aspettiamo per la colazione. Sì, Silvia, vengo subito. La mia composizione, che disastro. Enrico, sbrigati a prepararti. Vengo, mamma. È inutile, non farò in tempo a riscriverla. Che cosa posso fare? Grossi. Sì, signor maestro. Bottini. Sì, ecco. Che cosa aspetti, Bottini? Vieni subito a consegnare la tua composizione. Vengo. Dunque. Bottini, e sarebbe questo il compito che hai fatto? Mi dispiace. Non l'hai completato. E quel che è peggio, c'è inchiostro dappertutto. La composizione non era la tua materia preferita? Io mi sono addormentato sulla scrivania fino a stamattina. Maestro Perboni, ieri Enrico è andato... Sì, signor maestro. Forse Enrico non ha avuto il tempo di fare i compiti. Sedetevi voi, tutti e due. È bello da parte vostra difenderlo, ma voglio che sia Enrico stesso a darmi delle spiegazioni. Allora, Bottini, dimmi perché non hai potuto fare i compiti per oggi. Sì, è colpa mia. Non ne avevo voglia e mi sono addormentato. Mi dispiace molto. Bottini, sono veramente molto deluso, sai? Ti restituisco la tua composizione. Mostrala ai tuoi genitori e di loro quello che è successo oggi. Ah, sì, signore. Enrico! Enrico, ma perché non hai detto la verità al maestro Perboni? Già, Enrico, tu non hai potuto fare i compiti perché non hai avuto abbastanza tempo dopo essere stato da Robetti, non è vero? Se avessi detto la verità al maestro Perboni, probabilmente lui avrebbe capito. Non doveva essere un segreto il fatto che andiamo a trovare Robetti all'ospedale.
Beh, quello che tu dici è vero, ma... Se il maestro e i nostri genitori lo venissero a sapere, anche se non si opporrebbero, probabilmente si preoccuperebbero, perché non ci resta il tempo per fare i nostri compiti. E poi Robetti e sua madre sono così contenti. Non è certo colpa di Robetti se non ho potuto fare il mio compito, capite? Enrico, sei un ragazzo in gamba.